Nella prima giornata di ritorno di Coppa Europa, l'Umana Reyer conquista una grande vittoria contro i tedeschi, anche se all'inizio sembra mancare la grinta necessaria. Chiaramente molto contenti, principalmente per la vittoria, ma anche per la partita, dove a parte l'inizio del secondo tempo, dove eravamo, secondo me, ingiustificatamente troppo nervosi, dove ci siamo fatti prendere troppo dalla fregola tra noi e loro, sembrava di giocare a ping pong piuttosto che giocare una partita di pallacanestro. La frenesia si era impadronita di noi. Poi però i ragazzi di coach Recalcati si sono ripresi, dimostrando di aver fatto passi da gigante anche rispetto alla gara d'esordio, in un tagliercio pieno di tifosi entusiasti da ambo le parti. Al secondo tempo quantomeno siamo riusciti a rimbalzo a pareggiare e questo ci ha permesso poi di dare a loro meno opportunità. Chiaramente è cresciuto anche poi il nostro attacco, la nostra circolazione. Abbiamo avuto anche pazienza perché Bramos è stato straordinario nel finale, aveva stentato come è normale che possa succedere in altri momenti della partita, però poi nel momento in cui si è acceso, sono state molto brave le guardie a pescarlo sempre e lui crescendo di fiducia a trovare anche dei canestri molto difficili. Dopo il big match di domenica gli Orogranata si aggiudicano 2 punti.